Calcio, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di Rubén Pereira, che come avrete letto nel video diventò uno degli idoli della Jalapas Band di Mai Dire Gol, e adesso andremo anche a vedere perché. Rubén Pereira è un centrocampista uruguaiano che si fa notare nel Danubio, che è una delle squadre uruguaiane più celebri, più storiche, più famose, tant'è che nell'estate del 1991 Lazio e Juventus decidono di acquistarlo insieme, quella che una volta si chiamavano comproprietà. Acquistano metà del cartellino ciascuno, ma dal momento che si potevano tesserare soltanto 3 stranieri per ogni squadra, decidono di mandarlo in prestito alla Cremonese. La Cremonese è una squadra neopromossa dalla Serie B, in quegli anni sta facendo tanta altalena fra Serie A e Serie B, è una delle squadre più forti quando gioca in Serie B, è una delle squadre che non riesce a salvarsi quando gioca in Serie A. L'allenatore è Gustavo Giannoni, in rosa ci sono già 2 calciatori sudamericani, uno è il centravanti argentino De Zotti, l'altro è l'attaccante paraguaiano Gustavo Neffa, che io non so se qualcuno di voi sa che il cantante italiano, il rapper Neffa, deve il suo nome, ha scelto il suo nome proprio ispirandosi al Neffa, giocatore della Cremonese, tant'è che quando il paraguaiano Neffa venne a sapere, gli raccontarono questa cosa, gli dissero: guarda che c'è un cantante italiano che come pseudonimo ha scelto il suo nome grazie a te, lo contattò e i due ogni tanto si sono scritti, si sono telefonati, credo si siano anche incontrati, proprio perché insomma Neffa non è stato esattamente il giocatore straniero più celebre della Serie A, eppure per motivi un po' particolari questo cantante ha scelto di dedicare a lui il suo pseudonimo, che si è portato avanti poi per tutta la carriera. Pereira quindi diventa il terzo straniero, il terzo sudamericano della Cremonese 91-92 che prova un'altra volta a cercare la salvezza in Serie A. E tra l'altro Pereira arriva con ottime credenziali, di un giocatore molto tecnico, di quello che dovrebbe essere il cervello della Cremonese, colui che dovrebbe organizzare il centrocampo dei grigiorossi, e quando arriva si lascia andare anche a delle dichiarazioni anche abbastanza altisonanti, perché dice: sono uno specialista dei lanci lunghi, quindi ci si aspetta che la palla passi per lui a centrocampo e che lui con questi lanci illuminanti possa smistare il pallone precisamente per gli attaccanti. L'avvio è disastroso sia per lui che per la Cremonese. Intanto arriva alla prima giornata l'esordio di Pereira con la maglia numero 8, il 1° settembre del 1991, Genoa Cremonese 2-0. Vi faccio vedere proprio l'esordio, questo è il tabellino della partita, Genoa Cremonese 2-0 con gol di Bortolazzi e Aguilera, direi un classico del Genoa di Bagnoli, e questo è proprio Pereira all'esordio, proprio in contrasto con Bortolazzi. Questo è il contrasto tra i due numeri 8, come si direbbe un po' nelle telecronache. Eccolo qui, Pereira. Avvio disastroso sia per lui che per la Cremonese. La Cremonese perde la maggior parte delle prime partite, finisce nei bassi fondi della classifica, al penultimo posto. Solo l'Ascoli ha iniziato peggio dei lombardi il campionato, e Pereira non sta mostrando nulla di quelle caratteristiche che lo avevano portato in Italia. Intanto non si vede nessuno di questi famosi lanci, ma soprattutto è un giocatore lentissimo, professore di lentezza lo potremmo quasi definire, tant'è che lui finisce intanto in panchina, anche perché Giannoni, una volta capito che la Cremonese probabilmente non riuscirà a salvarsi, preferisce far giocare, far emergere dei giocatori di proprietà della Cremonese piuttosto che un giocatore che sostanzialmente è in prestito e che alla Cremonese non porterà nulla né a livello tecnico né a livello economico. Ma soprattutto Rubén Pereira finisce ben presto nel mirino di Mai Dire Gol. Sapete che Mai Dire Gol prendeva ad un certo punto, ritagliava tutte le dichiarazioni di allenatori, giocatori, presidenti
ad inizio stagione, e poi se le cose non stavano andando come quelle dichiarazioni avevano fatto credere, riportavano la dichiarazione e poi mostravano quello che stava realmente accadendo. E quindi c'erano questi video divertentissimi di Mai Dire Gol, in cui c'era il trafiletto del giornale con scritto "sono uno specialista dei lanci lunghi", e poi c'era il passaggino di Ruben Pereira a mezzo metro, ovviamente intercettato dagli avversari, e c'erano poi le celebri battute: che bel lancio. E quindi diventò uno degli idoli della stagione 91-92, veramente lentissimo. Chiuderà la stagione con 13 presenze, 0 gol e 0 assist. Lazio-Juventus lo cederanno ben presto, capendo che tipo di giocatore fosse. Torna in Sud America, sia in Argentina che in Uruguay, dove peraltro neanche lì mostrerà più quelle qualità e quelle doti che avevano indotto la Serie A, che poi era la Serie A di grande livello, a puntare su di lui. La sua carriera fondamentalmente è finita con questa pessima esperienza italiana, e Ruben Pereira verrà ricordato soprattutto per essere diventato un idolo e per aver dato tanti contributi a Mai Dire Gol, e zero ad una Cremonese che, non fosse stato per qualche gol di De Zotti e per qualche invenzione lì davvero di un grande talento come Riccardo Maspero, avrebbe veramente chiuso la stagione in maniera ancora peggiore di quella che fu quel 91-92, che vide la Cremonese retrocedere nuovamente in Serie B. Da quella Cremonese nacque poi quella di Gigi Simoni, che invece conquistò ben 2 salvezze e fece 3 campionati consecutivi in Serie A, di cui magari un giorno parleremo. Questa è la storia di Ruben Pereira e della Cremonese 91-92. Io vi invito ad iscrivervi al canale se vi fa piacere, se vi piacciono i miei video, e torno domani con un altro video.